Se intendono restare saranno aiutati a farlo, se non vogliono fermarsi saranno impediti dall'andarsene, laddove questo, come credo, realizzi inadempimenti seri al sistema contrattuale che è stato attivato al momento del loro ingresso in Italia. Questa è una terra che dà grande ospitalità a chi voglia investire in essa, ma può essere molto severa e durissima da piegare se qualcuno non la rispetta. È Maurizio Castro, commissario straordinario ACC, a indicare la strada, l'unica percorribile per il salvataggio dello storico stabilimento che produce compressori per elettrodomestici. Le sue parole sono un out-out al management cinese che poco meno di 5 anni fa ha acquisito la fabbrica di Mel. Stamattina nel Palazzo delle Contesse i componenti del Consiglio di sorveglianza di ACC si sono incontrati vis-à-vis con il numero 1 di Wanbao, Mr. Hu, e il colloquio non è stato rosa e fiori. Al tavolo i rappresentanti socio-istituzionali che hanno accompagnato il percorso dell'amministrazione straordinaria. Qui si tratta di un problema diplomatico. Io chiedo che il governo si attivi nei confronti della Cina Stato, della Cina potere politico, perché qui c'è una violazione di questo tipo di accordi. E questi accordi saranno fatti valere al Mise. L'incontro, per il quale si è già attivato il neo ministro Federico D'Inca, potrebbe essere programmato per la fine di settembre. Una mobilitazione ai massimi livelli perché la crisi di Wanbao ACC è una bomba sociale. Sì, una bomba sociale, un dramma territoriale dalle dimensioni immane, nel senso che abbiamo una occupazione di circa 300 persone, ma dopo oltre queste 300 persone ci sono 300 famiglie e dobbiamo pensare che c'è tutto comunque una serie di aziende e imprese che hanno un indotto che sono legate a questo importante stabilimento.